Eccoci qua che siamo rientrati in studio. Allora adesso tra un po' daremo voce ai telespettatori che si sono prenotati per intervenire. Frassona, lei nell'intervallo ha detto spezziamo una lancia a favore dell'intervento. Nel senso che quello dello sviluppo sostenibile, della sostenibilità della crescita, quello che diceva la signora della ricchezza in mano a pochi, diventerà un problema comunque emergenziale fra qualche anno, perché noi stiamo consumando come, diciamo, paesi ricchi gran parte delle risorse, diciamo, che sarebbero destinate invece a tutti, e ne stiamo consumando molti di più di quello che la Terra come pianeta è in grado di rigenerare. Quindi se continuiamo a consumare in questa maniera, certamente fra qualche anno non avremo soltanto un problema di ricchi e poveri, ma è un problema di sopravvivenza del genere umano. Cioè, voglio dire, adesso non è che questo succeda domani mattina, ma insomma gli studiosi da questo punto di vista stanno già lanciando alcuni allarmi, cioè noi stiamo consumando più di quello che la Terra produce. Ecco, senta Frassoni, invece, per introdurre un altro argomento che è piuttosto dibattuto in questo periodo, l'ospitalità allora dei profughi o presunti tali nelle case dei privati. Qua a Padova si è acceso un caso, la settimana venerdì prossimo ci sarà una fiaccolata organizzata dai residenti del centro cittadino. Lei, se avesse una casa sfitta, la metterebbe a disposizione delle cooperative per poter ospitare? Lei, tra l'altro, che è stato anche presidente dell'altro, conosce un po' anche... Beh, insomma, la pressione, diciamo così, abitativa sulla città è una pressione importante, cioè nel senso che abbiamo delle graduatorie per alloggi ERP lunghissima, cioè 2000 iscritti, con una capacità di risposta del 10%, perché non è mai stato modificato la tipologia di contratto, cioè oggi quando uno ha un alloggio popolare ce l'ha a vita, e qualche volta diventa anche ereditario, nel senso che se alla morte dell'anziano che aveva il diritto c'è un familiare che è nello stato famiglia, subentra nel diritto. Quindi voi capite che non riusciamo a garantire una rotazione come dovrebbe essere. Insomma, l'alloggio popolare, secondo me, dovrebbe essere un aiuto che la società civile ti dà nel momento di difficoltà, però nel momento in cui hai superato la tua difficoltà si vanno a verificare i requisiti, però vai sul libero mercato e te la fai come tutti quanti se la sono fatta, diciamo, la che casa quelli l'hanno potrebbero comprata. essere utilizzati ad esempio per casi di questo tipo. Invece dal punto di vista personale, invece, dopo abbiamo il signor Roberto. Ma io no, certamente se avessi una casa sfitta non la darei nonostante i 35 euro, però tenete presente una cosa: io capisco il proprietario che ha la casa sfitta e che dice mi becco i 35 euro che dopo sono 900 euro. No, beh, l'affitto viene pagato dalla cooperativa che prende in affitto l'abitazione del privato. Vabbè, insomma, comunque mettiamo anche che siano i 32 euro, no? Trasferiti direttamente, moltiplicato per 30 giorni, comunque danno un bel risultato alla fine, no? Però diventano di meno. Sì, potenzialmente è un bel risultato, e non li pagheranno, pagheranno 2 mesi e poi non li pagano, non arriveranno mai. Ma non pagheranno neanche le pensioni tra questo poco. Questo è un altro ragionamento, però dato per scontato uno si prende l'affitto, voglio dire. Allora, visto che le seconde case nel comune di Padova, proprio grazie a delle rendite catastali che sono più alte del valore reale attualmente, perché questo succede a Padova, succedeva non per colpa degli amministratori attuali, ma succedeva anche prima. Padova è una delle città che ha le rendite catastali più alte, allora dice uno almeno recupero un attimino infatti qua a Padova c'è già stato la Tasi, che ha aderito alla cosa. Esatto, quindi sono convinto che comunque in un periodo di ristrettezza economica più di qualcuno potrebbe essere sensibile a questo tipo di problema. Frasson, si lasci interrompere perché abbiamo il signor Roberto in attesa, abbia pazienza, ma adesso diamo spazio anche ai telespettatori. Buonasera signor Roberto, da dove chiama? Da Mirano, in provincia di Venezia. Bene signor Roberto, cosa ci vuole dire? Brevemente, che abbiamo anche altri in attesa. Niente, vorrei capire, ma vogliamo continuare ad accogliere tutta sta gente? Io sono uno fra quei milioni di italiani che ha perso il lavoro a novembre del 2008. Uno dei suoi ospiti è stato a casa mia 2 anni fa e ha visto in che condizioni sono. Io voglio sapere, oggi che ho 50 anni, cosa devo fare? Devo arrivare come hanno fatto tanti e come continueranno a fare tanti, a spararmi? Mi dite voi come devo risolvere? Il mio numero l'ho lasciato in regia o a chi ha preso la mia telefonata.
Benissimo. I suoi ospiti sono liberi di prenderselo e chiamarmi e dirmi come devo risolvere il mio problema. Benissimo, benissimo, grazie. Buonasera. Prego, grazie a lei signor Roberto. Buonasera a lei. Abbiamo la signora Katia adesso in linea. Buonasera signora, da dove chiama lei? Pronto, buonasera, prego. Buonasera a tutti quanti, a Verona. Ah, da Verona, prego sì. Signora. Buonasera a Verona, perché io voglio parlare come sempre. I miei concittadini somali. Ah, certo, signora. Vi prego, governo italiano, non prendete impronte perché loro non vogliono stare in Italia. Perché è inutile tenere qua i ragazzi senza lavoro, dormono in dormitorio, dopo 6 mesi li buttano in strada, 6 mesi li danno a dormire, dove dormono imbriagoni, gente malandati. E così dopo li buttano in strada e mi trovo i ragazzi qua che piangono, sono andati in Norvegia, Svezia, Danimarca, sono tornati qua perché li hanno mandati qua. Per quale motivo? Che l'Italia prende soldi di questi rifugiati, non ho capito. Questo è purtroppo un regolamento europeo, signora, se vengono identificati qui devono restare nel paese che li ha identificati. Poi io volevo... Prego. Sì. Ma non è giusto se l'Italia non è in grado di accogliere neanche gli italiani che non hanno del lavoro, come il signor Roberto, come tanti che conosco io, che laureati, che non hanno lavoro. Per quale motivo tengono questi poveri stranieri che non vogliono Italia? Primo, io ho parlato, ho introdotto anche il cinema africano con Boniani 4 anni fa, e con Boniani sono baluardo di cinema africano e vanno anche fino in Africa, e quindi queste cose qua in Italia non devi prendere impronte perché non voglio che i miei paesani diventino delinquenti. Ho capito. Grazie, buonasera. Benissimo, buonasera a lei signora mille, Katia. grazie. Buonasera, grazie del suo intervento. Sentiamo se abbiamo ancora un telespettatore in linea. No, ecco, dalla regia mi dicono di no, allora restiamo in attesa che contattino anche gli altri. Allora, abbiamo sentito 2 voci che provenivano da persone da un italiano e da una signora somala, e abbiamo sentito 2 richieste comunque condivisibili chiaramente, no? La signora somala diceva non prendete le impronte, perché queste persone che arrivano hanno dei contatti altrove, vogliono andare altrove, ma questo è un problema europeo. Questo è un problema europeo, per quanto... Non sono trasparenti. Certo che no. E quando un somalo va in Germania lo identificano, lo rimandano in Italia, impronte o non impronte, per cui mi pare ridicolo questo discorso. Prego. Comunque noi abbiamo un problema sicuramente di incapacità di gestire la legalità e la giustizia relativamente a questi casi, e l'Europa ne è ben consapevole di questo, per cui con iniziative che io qualifico puramente burocratiche l'Italia non è in grado di superare ostacoli che, se ci fosse una politica autorevole del governo italiano, cioè se il governo Renzi attualmente, ma credo che non cambierebbe anche se ci fosse un altro Matteo al suo posto, avesse autorevolezza presso istituzioni dell'Unione Europea, battendo il pugno nel tavolo giusto e comunque facendo proposte concrete, non vivremmo questa situazione paradossale per la quale appunto la burocrazia europea prevarica sulle necessità di scelte di governo del fenomeno che l'Italia dovrebbe presentare all'Europa. Mai è stato presentato in termini seri e concreti un progetto per obbligare l'Europa ad accettare che non vi siano, per esempio, sospensioni unilaterali di Schengen, come abbiamo subito più volte. Certo. Mai! C'è la lamentela, le geremiadi di circostanza quando avviene il fattaccio, quando la Francia chiude le frontiere improvvisamente, dice no, non è che l'abbiamo revocato, è sospeso provvisoriamente perché voi non siete in grado di applicare quelle che sono le disposizioni europee. Poi è un problema di giustizia. E poi è interessante che siate riusciti casualmente, immagino, ad abbinare queste 2 telefonate, no? Dello straniero che soffre della incapacità di offrire legalità e giustizia
che anche ragionevolmente la signora ha prospettato in termini molto semplici. Rischiate che una persona che non vuole delinquere venga posta nelle condizioni per le quali diventa un delinquente, quindi agevoliamo anche il degrado delle relazioni e le posizioni di questi soggetti magari coperti da una posizione da uno status di rifugiato. Dall'altro lato il signor Roberto che è senza lavoro. Cioè, in un contesto come questo bisogna anche fare la comunicazione, è fondamentale. In Africa devono sapere, in alcune zone, che l'Italia non offre più loro l'opportunità. I più pensano che sia un territorio di transito e anche questo non è più una realtà praticabile, quindi ci vuole anche comunicazione, oltre che un'operazione internazionale di solidarietà e di polizia al tempo stesso. Chiedo scusa, abbiamo il signor Domenico in linea, che era la terza telefonata di questa prima tranche. Buonasera signor Domenico, lei da dove chiama? Io chiamo da Verona. Buonasera, prego. Buonasera, io volevo intervenire, siccome io ho 74 anni, ho 46 anni contributi e prendo 880 euro di pensione al mese. Finché gliela pagano. Vivo da solo, devo pagare l'affitto, devo pagare questo, ma vorrei chiedere una roba. Qui soldi che date agli immigrati, no? Posso fare l'immigrato anch'io? È quello che diceva il professor Casen prima. Certo, è quello che avevamo prospettato in maniera provocatoria prima il professor Casen. Dimostra l'ingiustizia perché che a un certo punto, se io ho lavorato 40 più anni, dopo ho avuto dei problemi dopo 30 anni di industria, dopo 30 anni di industria mio figlio si è ammalato, è nato in coma, se avevo 20 milioni subito, di lire, pagavo i 5 anni che mi mancavano di contributi e mi davano la pensione subito. Dopo purtroppo sono andato là in cooperativa, io sono stato tagliato fuori. Capito? Certo, certo, è stato chiarissimo. È stato chiarissimo. Gli immigrati che adesso ho sentito che vogliono mandare lì in Rom per dare i soldi, per dare i posti ai immigrati, ma allora vado anch'io di là in Libia e vengo qua, però non sono mica sicuro di arrivare dalla Libia in Italia, sì o no? Certo, certo, ha perfettamente ragione signor Domenico, è stato chiarissimo. A un certo punto, anche perché quelli che qui stanno mettendo 70 morti che hanno visto lì, hanno fatto vedere per televisione, non è che li abbiano portati via gratis. Certo che no. Sono stati pagati gli scafisti o no? Certamente, sì, certamente. Allora volevo dire, ma se loro sanno già che l'Italia è piena, anche il governatore del Veneto lo sa, dice in Veneto non c'è più posto. Se ne mandano altri 87, ho sentito io oggi, dove li mettono? Beh, ma sarà un continuo, da oggi in poi, anzi ormai... No, io direi una cosa, siccome prima parlavano che il 10 persone ha il 56% di possesso del paese, quindi Dio loro il posto a dormire o no? Perché no? Certo, certo, chiarissimo, chiarissimo. 8-10 ville che non pagano neanche le tasse, ci diano loro ospitalità. Certo, certo. Che me lo prendo io a casa, prendo 5 euro, da darci a mangiare, da darci a vestire, da insegnarci ad andare a scuola, da insegnarci a scrivere. Certo, io se fossi benissimo. Sicuro vado in Libia, se fossi sicuro di rientrare in Italia faccio anche io. Ecco, lei sarebbe disponibile insomma a fare un tentativo pur di risolvere una situazione. Scusami, no, certo. Ascolti, certo. Io non sono capace di nuotare, sono nato sul lago di Garda, non sono capace di nuotare. No, io certo, dico certo. solo un'ipotesi. Certo, no, abbiamo capito. Grazie signor Domenico. Adesso vediamo di sentire un commento a quello che è stato questo suo intervento. Michelano vuole intervenire? Beh, sono telefonate sicuramente che fanno pensare, anche no? dure, certo. Aprono uno spaccato che insomma sì, enormi, connotate anche di drammaticità personale che
sicuramente fanno pensare. È una situazione che sappiamo benissimo esistere, la politica si deve occupare di questo, perché se non ha sempre presente il fatto del disagio e del problema dell'occupazione è inutile. Ecco, quindi io rilancerei in questo senso, perché è stato un tema che è sempre stato trasversale un po', e anche è emerso prima, è quello della crisi economica, perché è impossibile slegare i ragionamenti che erano al centro della tematica di stasera dei profughi con la tematica economica. Non è possibile. Certamente, le migrazioni ci sono stimati in 38 milioni i profughi che cercano di raggiungere. Ed è una tematica che va affrontata sia nel nostro paese, visto che le telefonate provengono dal territorio, sia nei paesi di origine. Tra l'altro sicuramente il principio della distribuzione, di una più equa distribuzione della ricchezza, penso che sia non possa che trovarci tutti d'accordo. Tra l'altro annualmente, quando era governatore della Banca d'Italia Draghi, dava le stime della distribuzione della ricchezza assolutamente iniqua in Italia, ed veniva denunciato da lui stesso, che non credo che sia esattamente un pericoloso comunista, come una delle cause del mancato sviluppo del nostro paese, perché quando la ricchezza non è diffusa, che non c'è un ceto medio in grado di consumare e anche di investire, non si capisce come possa ripartire l'economia. E comunque, ecco, il fatto di ora concentrarsi tutti sul rilancio economico italiano come fondamento poi per fare politiche sociali, perché se non abbiamo imprese che lavorano, se non ci sono persone che sono occupate, le risorse per fare politiche sociali non le troviamo da nessuna parte. Questo dobbiamo dircelo, dobbiamo dire chiaramente. Questo nel nostro paese. E politiche di sviluppo, perché abbiamo fatto i ragionamenti di medio periodo, di breve periodo quando parliamo di come accogliere i profughi qua, ma un ragionamento di lungo periodo dai paesi da dove vengono, o facciamo delle politiche che sono in grado di creare politiche ovviamente di cooperazione, di creare sviluppo ed una certa economia che diano un minimo di benessere in quei paesi, altrimenti il fenomeno migratorio continuerà per i prossimi millenni. Quindi questo è un dato fondamentale. Ritorno su la tematica su cui non sono potuto intervenire prima, cosa poter sperimentare in questa situazione di emergenza, visto che ancora non siamo pronti a dare una sistemazione che sia sostenibile alle persone che vengono qui in questo momento. Io direi che anche procedere, visto che non siamo preparati a questo, anche con politiche sperimentali. Sicuramente è possibile, per esempio cercare di dare dei lavori, di creare delle collaborazioni nelle comunità che devono ospitare queste persone, ma io lo ritengo il lavoro socialmente utile che diceva Alfano, che sono tra l'altro tra l'altro credo che siano già stati messi in atto per esempio nel comune di Ponte delle Alpi, e sono state sperimentate quindi anche per creare ci sono delle esperienze a Rovereto sicuramente a rischio. Se si fanno male è un guaio. Sì, perché c'è la problematica dell'assicurazione, che però in alcuni si fanno male apposta, così ottengono però diciamo che nel momento in cui si riesce a creare un disperato, scusate, perché io non devo fare il possibile per restare? Ma insomma, io ne ho conosciute di queste, ci sono anche esperienze positive. Queste persone, avevo avuto a che fare con 48 persone che sicuramente non sono rappresentative di tutte, però su 48 persone ci saranno stati 2 furbi. Assicuro che la maggior parte delle persone erano preoccupatissime per le famiglie a casa. Io ricordo un ragazzo che mi ha detto di essere rimasto sconvolto quando ha visto i neri, scusate se uso questa parola, davanti ai supermercati, perché non dovrebbe essere un criterio di identificazione, insomma, però diciamo ha visto le persone provenienti dall'Africa subsahariana, diciamo, chiedere la carità davanti ai supermercati o spacciare la droga, perché lui mi ha detto proprio: io non sono venuto qua per questo.
Era dall'età di 7 anni che questo ragazzo lavorava, che tra l'altro è più giovane di me, e devo dirvi che io davanti a tante di queste persone, che tra l'altro con me, visto il modo in cui io ho cercato di essere accogliente, sono state estremamente accoglienti quando hanno potuto mandato chi l'arancia, chi un God bless you, quello che hanno potuto. Quello che desiderano queste persone è lavorare. Certo. Non è vero che poi c'è il furbo, ce n'è uno, ma come tra gli italiani le proporzioni sono assolutamente identiche. Chi gli vieta di lavorare? Come? Chiedo scusa, però ecco, prima mi è stato detto che io non avevo. Di profugo, prima lei mi ha detto che probabilmente io non avevo avuto contatto con quelle situazioni, e invece l'ho avuto. E come? Io ho visto quei documenti. Mi ricordo anche che la cooperativa aveva preso contatto sia col comune che con la regione, perché aveva intenzione di attivare quantomeno dei corsi professionali. Per rendere queste persone, per fare dei corsi di formazione. Né la regione né il comune in quel momento hanno accettato, perché ci voleva l'avallo di un ente pubblico. Ma perché? Perché a monte, a livello governativo, c'era stato il divieto. Insomma, io l'ho vista e mi ricordo proprio, è inutile, se uno ha se qualcuno di questi ha cercato comunque lavoro, è andato nel Vicentino, portato da altri volontari, e la gente diceva: no, con questo contratto tu non puoi lavorare, io non ti posso prendere, perché se vengono a farmi i controlli io poi devo pagare le multe. E quando scade il periodo di accoglienza... un fatto di mancata politica. Certo, torniamo alla... È lì che nasce il grosso problema. Io però, scusate, anche solo a partire dal... il tempo scappa e siamo io faccio soltanto questione di censo. Allora, con milioni di famiglie italiane vivono con 1.500 euro al mese, no? 4 persone, 1.500 euro. 4 immigrati messi insieme fanno 5.000 euro. Ma vivono con molto di meno. No, scusate, momento. Allora, 4 immigrati ospitati valgono 5.000 euro, che poi all'immigrato venga dato 1 euro al giorno, questo è un altro paio di maniche. Però la prima cosa, attenzione, se no non si capisce, la prima cosa che viene data all'immigrato, un telefonino e una tesserina, chiama a casa che ne arrivi un altro. Esatto. Allora andiamo un attimo in pubblicità e poi abbiamo l'ultimo scampolo di trasmissione. Andiamo un attimo, un break pubblicitario e rientriamo subito.